Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, veduta la deliberazione della Facoltà di Economia Giorgio Foà nell'adunanza del giorno 8 luglio 2015, approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 17 dicembre 2015, proclamiamo Josephine Eugene Stiglitz, dottore ad honorem in International Economics and Commerce. Gli conferiamo il presente diploma a tutti gli effetti illeciti. The fact that so many people in all of our countries, the United States, Italy, Spain. Il fatto che negli Stati Uniti, in Italia, in Spagna e anche in altri paesi l'economia non abbia funzionato così come ci si aspettava, il fatto che le persone non si trovino in condizioni economiche positive, il fatto che i partiti non abbiano mantenuto le promesse che hanno fatto, ha sicuramente creato queste tendenze indipendentistiche e autonomistiche. Il pericolo chiaramente è quello di seguire questi leader populisti che fanno delle promesse che non sono poi in grado di mantenere, come il caso per esempio degli Stati Uniti, dove Trump ha fatto leva sulla rabbia, sulla preoccupazione di tante persone che si sono sentite ignorate da anni dalla politica. Quello che però di cui non si rendono conto queste persone è che le promesse, le politiche che Trump ha fatto non faranno altro che peggiorare la loro situazione e la loro condizione. That was understandable by those who felt that they had been ignored.